Meilin, la compagna, lo ha istigato, Lorena, la mamma, lo ha organizzato e insieme hanno messo in pratica il piano: uccidere Alessandro Venier, sezionare il cadavere e tentare di farlo sparire in un bidone dell'immondizia riempito con la calce. Ora entrambe sono accusate di omicidio volontario in concorso pluriaggravato dalla premeditazione, dall'aver commesso il fatto in presenza di una bambina di 6 mesi in casa e dal legame affettivo con la vittima. Questo è il reato contestato dal sostituto procuratore Giorgio Milillo a Meilin Castro Monsalvo, 30 anni, colombiana, e Lorena Venier, 61 anni, la mamma di Alessandro. A 48 ore dalla scoperta del cadavere nel garage di Gemona, entrambe sono comparse davanti al giudice per le indagini preliminari per l'udienza di convalida dell'arresto, eseguito dai carabinieri giovedì. Arrivate sui mezzi della polizia penitenziaria dal carcere del Coroneo di Trieste, sono state ascoltate dal GIP separatamente. La prima a comparire davanti al giudice è stata Meilin, la convivente della vittima, che, difesa dagli avvocati Federica Tosella e Francesco De Carlo, si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Più lungo l'interrogatorio di Lorena Venier, difesa dall'avvocato Giovanni Denardo, che ha confermato davanti al giudice quanto aveva raccontato giovedì sera al sostituto procuratore, confessando il delitto, raccontando delle modalità e del movente e coinvolgendo la nuora. Al termine dell'udienza il giudice ha convalidato l'arresto, poi ha accolto la richiesta del PM di custodia cautelare in carcere, disponendo però per Meilin la custodia attenuata, come previsto dalla legge per le detenute madri di bambini con meno di 1 anno di età. Verrà trasferita in una struttura dell'amministrazione penitenziaria di Venezia organizzata per questo tipo di regime attenuato, che rimane però una detenzione cautelare.